Ci troviamo nell'atrio dell'ospedale dell'Angelo, un'importantissima struttura della ULSS 3 veneziana, proprio con un sole primaverile che ci bacia e che ci aiuta anche per la nostra azione. Come AIL Venezia portiamo il nostro contributo delle uova di Pasqua, come è tradizione, a questa struttura che ha tante specialità e che noi a diverso titolo sosteniamo. Quindi in queste condizioni molto difficili non abbiamo potuto fare i banchetti, non abbiamo potuto muoverci all'esterno come facciamo in genere, praticamente consegniamo le uova direttamente o alle persone o ai reparti di questa struttura. Voglio ringraziare i nostri sponsor che ci consentono di fare questa operazione, la ditta Celgene, i Rotary Club di Venezia, perché è molto importante per noi mantenere tutti i sostegni che ci date e che sono stati numerosissimi in questa occasione per finanziare le nostre attività di assistenza, di ricerca e di sostegno alle strutture ospedaliere. Quindi io passerei la parola ai nostri protagonisti di questa struttura. Grazie Giovanni, grazie. Io posso solo aggiungere viva l'AIL, soprattutto a Pasqua, per ovvi motivi. E adesso, come direttore dell'ematologia, voglio introdurre il dottor Lazzari, che è il direttore della nostra rianimazione, a cui siamo molto legati e per questo lo ringrazio molto. Francesco. Grazie del riconoscimento, effettivamente il lavoro con l'ematologia è continuo, ancora più complesso in questa fase di pandemia, ma ci stiamo difendendo e stiamo tenendo alto il livello professionale dell'azienda 3. Perfetto, ora saluto della direttrice medica, la dottoressa Berti, e dei colleghi della pediatria. Grazie all'AIL per la collaborazione che dà ai reparti, prima di tutto all'ematologia nel nostro ospedale, e per questo segno che dà a tutti gli operatori in un momento che è difficile da un lato, ma che vorrebbe essere anche di serenità per tutte le persone anche che lavorano dentro a questo ospedale. Anche noi ringraziamo l'AIL. Noi abbiamo un centro di riferimento per l'oncologia pediatrica vicino che è Padova, ma vorremmo riuscire ad offrire sempre di più un servizio ai bambini della nostra area perché possano trovare nel loro ospedale una risposta almeno ad alcune degli appuntamenti, delle terapie, dei controlli che devono fare. Le uova per i bambini saranno una bellissima sorpresa e forse li faranno dimenticare di essere qui in questi giorni. Grazie mille. Bene Presidente, grazie molte da tutti noi. Grazie Renato, sempre avanti naturalmente con queste eccellenze della sanità italiana e AIL è sempre al vostro fianco. Ringraziamo ancora sia Celgene che il Rotary Club di Venezia e avanti e continuiamo a combattere perché ne usciremo fuori.